Vice Sindaco, bella giornata di sole, grande successo per questa manifestazione itinerante a cavallo del trattore. Esatto, è una manifestazione, questa è la quarta Teor, la quinta nella sua struttura. Quest'anno più di ogni anno sono presenti le piccole della Fiat e dell'OM, abbiamo raggiunto oltre le 30 presenze, alcune si sono fermate perché non hanno a posto con i documenti, comunque grandissimo successo, bella giornata, soddisfazione per tutti, anche per il Green Volley perché è una manifestazione all'interno del Green Volley, non è edizione. Potremmo sentire anche gli amici del Green Volley per capire un po' com'è andata questa 3 giorni, ma soprattutto insomma sempre attivi da queste parti. Molto attivi, è un territorio che è pieno di associazioni che sono piene di idee, molto brillanti, ogni giorno, ogni volta c'è qualcosa di nuovo e anche all'interno di questo Green Volley che è la nona edizione si è incastrata, siamo così incastrata questa attività di promozione e valorizzazione delle piccole della Fiat e l'OM che richiama la cultura, la tradizione popolare di una volta. Che tour avete fatto? Siamo partiti da Teor, base del Green Volley, siamo andati a Rivarota, al Parco Corso Verde, siamo arrivati qui al Chieri Lenson Ari, ci fermiamo in piazza Rivignano e poi ritorniamo a Teor per festeggiare una festa asciutta che chiude, come tutte le buone manifestazioni, l'attività, la giornata. Marcello, Fiat 215, cilindrata 4 cavalli, dicono, insomma è andata bene. Sì, 22 cavalli. 22 cavalli. Un macchinone, Bellissima. a dare così. È andato bene, Sì, tanta partecipazione, questa cosa è importante. Quest'anno non si pensava a tanta gente, invece. Senti, ma perché la gente ancora si appassiona a questi mezzi d'epoca, così vengono chiamati? Perché piano piano li tiriamo fuori dalle stalle, no? Dai stalloni, che sono tutti rinchiusi. Si dice contro il logorio del moderno. Contro il logorio del moderno, bravo. Soprattutto riscoprire la tradizione contadina, no? Di quella che è la friularità rurale per eccellenza. Sì. Le cose vecchie, l'amore per la terra che dà solo buoni frutti, no? Ecco, senti un po', è la prima volta che organizzate questo evento oppure No, siete questo già... è il quarto raduno qui sulla zona e più ne abbiamo fatti altri a cammino al tagliamento. Cioè, comunque qua nella zona del Medio Friuli. Sì, sì, E quanti sono? 40, no? 40 sì. L'anno scorso ne avevamo 23, 22. Ogni anno insomma aumenta. Sì, sì, sì. Andiamo sempre in meglio. Adesso andiamo a mangiare da un'altra parte. Soprattutto a arare le strade. Arare le strade, bravo. Tra le tappe presenti in questo tour anche il Vriz. Ciao a tutti, Bene, com'è andata? benissimo, benissimo, tutto a posto. Ecco, diciamo subito che è una bellissima manifestazione che serve a tenere vivo il paese. Senz'altro, magari ci fossero tante di queste manifestazioni. Sappiamo che questo comune non si fa mai mancare niente. No, no, cerchiamo di fare il nostro meglio nell'ambito. Ecco, la gente risponde sempre presente. Sempre presente, sempre, sempre. Ma è una tipicità oppure... È Rivignano, che è così, Rivignano, Teor, tutto insieme, tutto l'assieme. È la popolazione, dai. Bene, comunque quello che conta, la gente si diverte e si riscopre la campagna. Esatto, esatto, esatto. Ciao, grazie. Segretario cosa dice? No, è il presidente di qualche banda, intervista. Il Presidente ha detto un attimo che deve recuperare lavoro. Appunto, aspetta un attimo, non so cosa dire. Ma dai, com'è andata questa edizione? È andata meglio dell'anno scorso, 78 squadre, 20, quasi 20 eliminate perché non c'era posto. La squadra più lontana di Bergamo, una di Vicenza rifiutata. E anche ieri sera sono state, non so, 3.000 persone e incasso che... Senti, viene la parola, diciamo, la domanda viene spontanea, in tempi di crisi, cosa vuol dire organizzare questi eventi? Ma per fortuna il Green Volley non sente crisi. Quest'anno abbiamo aumentato appunto le squadre, aumentato gli incassi, speriamo bene, l'anno scorso purtroppo abbiamo perso, quest'anno non dovremmo perdere e io essendo cassiere questo sono sicuramente contento. È quello che alla fine fa i conti. Appunto. Senti, ma ancora una volta dimostra che quando si organizza, si fa squadra, i risultati arrivano. Ma sicuramente se non c'è squadra non si fa niente. Quest'anno saranno circa 70 persone, tutte volontarie al lavoro, come ogni anno comunque.
l'armonia c'è e quindi perfetto. Andiamo a sentire un po' dietro le quinte come sta andando, i finali del torneo. Sta andando bene, siamo contenti. Insomma, meglio dell'anno scorso, sempre in crescita. Sempre in crescita. Questa è la cosa importante, la gente si diverte. Sì, quella è la cosa più importante. Vediamo che l'organizzazione è oliata perfettamente. Sì, dai, riusciamo ormai ad avere l'esperienza per gestire anche le problematiche. Bene, mi lasciamo vedere come sta andando col discorso dei risultati. No, parla il vicepresidente della Proloco. Vicepresidente, Come va? Ma appunto i giocatori vanno avanti con le partite e poi noi inseriamo nel tabellone e procediamo a consegnare altri moduli perché vada avanti il torneo. Senti, tante squadre abbiamo visto. Sì, sempre meglio, continuiamo sempre, la gente è sempre contenta quando va via da qua, quindi cerchiamo di fare un bel lavoro. Vuol dire che insomma il vuelo di Comedon si fa sentire. Purtroppo o tu fai bene il lavoro, se no meglio non fai io. Troppe gente ise da l'organizzazione. Ma la Proloco si circa nel Trentino e poi tutti che vengono da Neman prima, dopo, durante hanno tanti, quindi bisogna ringraziare tutti e sperare di continuare così bene. Soprattutto dicono la verità, tutti che venga gratis. Quella è fondamentale perché sennò non si fa nulla poi anche. Perché sennò altrimenti abbiamo si arrabba. Il peso viene fuori per noi, quindi vi toglie tutti collaborare gratis. Ecco, sapevo che la birra la fura nastro. Con quel chiarchia vado a Dio, no? E senza che lavorare per la prossima edizione. Tacchino con i primi 10, sono già in moto i primi 10, quindi plan plan che in davanti. Senti, approfittiamo, sai che la Presidente ha detto che no a voi, allora approfittiamo da tua presenza. Non si ferma qua il discorso da Proloco di Teor, perché vi tante iniziative. Sì, non come appunto tra settembre, sarà la festa, chiamo che vendiamo come è e dopo il perdon che ai primi di settembre Insomma, non sei mai fair? No, mai, vita maturata durante, non sei sempre in moto. Noi vi seguiremo, insomma, cercheremo di essere presenti il più possibile. Benissimo e appunto una manifestazione alla volta e speriamo che la IN sia contenta. Ok. Allora presenta questa manifestazione anche Andrea Morassi che si sta, diciamo così, preparando in vista della stagione invernale, salto sugli sci, insomma a livello mondiale come sta andando? A livello mondiale ultimamente non tanto bene perché il livello si è alzato tanto e noi a livello di nazione proprio siamo rimasti un po' indietro. E adesso preparazione per il prossimo anno come non ci fosse un domani perché tanto paura non bisogna averne e niente, di mezzo un po' di svago, un po' di pallavolo che è una delle mie passioni. Quindi. Senti, rispetto magari ad altri tuoi colleghi di altri sport sei uno che insomma sta con la gente. Nel mio sport diciamo che è una cosa abbastanza normale, poi chiaro dappertutto ci sono quelli che se la tirano come si sa, non è da me, io sono carnico e in mezzo alla gente ci sono di che dai destri. Esatto. Senti, allora approfittiamo per sapere un po' questa stagione che sarà insomma la 2015. In italiano? Anche partiamo. Sarà un po' particolare perché da quest'anno sono stato fuori squadra, dato che hanno cambiato le norme in federazione e quindi mi alleno a parte con un staff diverso diciamo, e quindi area nuova sarà completamente diversa e speriamo di arrivare a fuori alle migliori. Ecco, come in plans siamo sei in Friuli? Sì, beh non, perché attaccati in villa, che in planezza, in crani, in tanti questo dove potersi allenare, trampolini diversi, quindi non da lamentarsi, anzi. E mangia la neve, che ma sì, comunque no, d'estate facendo per plastica, quindi non avem problemi di quel tipo. La Seglas White ringraziamo per tutto il Grazie a White. Sagre da Bisate ad Aris di Rivignano continua anche la prossima settimana, ma andrà avanti fino a fine mese. Presidente, grande successo, ma soprattutto quest'anno una particolarità. Ci vuoi spiegare di che cosa si tratta? Quest'anno siamo orgogliosi di aver vinto anche come primo premio
per Sagre Virtuose, un premio che ci hanno dato Legambiente. Ecco, perché ve l'ha dato Legambiente? Perché questa sagra ha partecipato al concorso appunto Sagre Virtuose e con le azioni che abbiamo fatto abbiamo avuto dei punteggi e quindi abbiamo vinto questo premio. Perché qui si rispetta l'ambiente. Rispettiamo l'ambiente, infatti usiamo piatti in ceramica, tutto materiale biodegradabile, quindi tutti i piatti sono di ceramica. E poi soprattutto, diciamo così, avete quel virtuosismo, mi permetto di usare questo termine, che dà la particolarità a questa sagra, nel senso che rimane la tradizione però con un occhio al futuro. Sì, la gente ha apprezzato molto il discorso del piatto in ceramica. Ecco, volevamo spiegare il piatto in ceramica di che cosa si tratta, nel senso che non si mangia la ceramica ma si mangia la bisate, no? Si mangia e allora cos'è questa bisate? È l'anguilla che sappiamo, ma la particolarità dell'anguilla di Aris? Noi la facciamo nel nostro modo, nella nostra tradizione, da molti anni continuiamo a farla così, sia in umido che alla griglia. Diciamo che gli inglesi dicono tomorrow, Gio Bastiani dice io moro, qui invece non si muore, anzi mangia, se beve, basta vedere anche sottoscritto, insomma si diverte, no? Non mi tiro indietro. Bene, beato lei, io purtroppo devo tirarmi indietro perché sennò altrimenti qua si allarga, ma va di moda le larghe intese in Italia. Senta una cosa, l'ultima battuta, voglio chiederle questo, ci sono ancora 1 o 2 weekend a disposizione dei nostri telespettatori per venire ad Aris a visitare questa festa? Ci sono ancora 2 weekend, sabato e domenica, finiamo col lunedì che è il 29 di luglio. Ma soprattutto si mangia bene, trovate anche delle belle ragazze, va detto, non è che ci siamo solo noi, ma comunque ecco, c'è un tocco in più per venire, no? Esatto. Per assaggiare la bisate di Aris. E non solo, perché abbiamo altri piatti. La carne, abbiamo le carni, calamari, pasta asciutta, tutto quello che si vuole, parcheggio ce n'è quanto se ne vuole. Sì, dovremmo essere al completo. Acqua, vino e stuzzicadenti? C'è tutto. Dunque Aris, ricordate, ancora 2 weekend, sabato e la domenica, poi lunedì 29 il gran finale con lo spettacolo pirotecnico. Complimenti e non resta che dire buon appetito. Grazie. Bene, grazie a loro, no? Sì. Massimo Tonizzo, quest'oggi abbiamo visto la manifestazione dedicata alle api e alle vespe. La cosa importante, non hanno punto, però hanno punto nel segno. Ma diciamo che siamo stati stamattina sorpresi in senso positivo, in quanto è la prima volta che facciamo questa manifestazione. Il senso di questa manifestazione, insieme a diverse altre, non c'è da dimenticare che in questo momento abbiamo circa 25 pittori che si stanno dilettando a dipingere dei bellissimi quadri sulle sponde del fiume Stella. Tutte queste manifestazioni, quindi il Vespa Raduno, il Piaggio Raduno, i pittori e quant'altro, non sono altro che delle piccole azioni che la Proloco di Aris vuole fare per cercare di intercettare il più ampio numero possibile di visitatori in questo posto. Insomma, le immagini parlano da sole, il posto è bellissimo, qui si sta bene, siamo al fresco di alberi, non possiamo chiamarli centenari, ma comunque alberi di una certa dimensione. C'è il fiume autoctoni, c'è il fiume Stella, come dicevi prima tu con il presidente, si mangia bene, c'è un buon bicchiere di vino, l'occhio si accontenta anche con le belle ragazze, voglio dire, perché non venire ad Aris? E poi mi permetto, oltre alla bisate c'è anche l'acquario di Aris, un vanto molto importante. Sì, questo è un po' il fiore all'occhiello, no, del nostro paese, l'acquario dell'Istituto della Pesca che appunto tra l'altro è aperto anche con orari accessibili sia sabato che domenica, quindi l'Istituto della Pesca ha fatto anche questo sforzo per tenerlo aperto durante questi periodi e quindi voglio dire, uno che viene qui a visitare la nostra festa può anche unire insieme al ludico anche un qualcosa di culturale, che può essere appunto la visita dell'acquario piuttosto che un giro nel parco di Villa Ottelio e quant'altro. Bene, grazie all'assessore Massimo Tonizzo. Poi comunque questo premio è ancora un ulteriore tassello per dire che qui si fa veramente le cose fatte bene. Ma diciamo che la Proloco di Aris ha una spada conficcata su un fianco, che sono io, che sono l'assessore all'ambiente del comune di Rivignano, e quindi sono da anni che tartasso un po' il nostro amico Sandro su queste iniziative. C'è da dire una cosa,
come si fa a non rispettare un ambiente così bello? E quindi il fatto che siamo Sagra Virtuosa penso che sia la diretta conseguenza del rispetto non solo dell'ambiente, ma del lavoro che veramente centinaia di persone negli anni hanno lavorato, hanno sudato veramente 7 camicie ciascuno per realizzare questo parco, per realizzare questo ambiente. Quindi oggi noi, tra virgolette, raccogliamo il frutto di altre persone, anche magari qualcuno dei nostri concittadini che è morto. Questo è, se vogliamo, anche un senso di rispetto nel chi ha voluto investire in questo posto, in questo ambiente, e noi non facciamo altro che far capire alla gente che si può fare festa anche essendo virtuosi. Quindi non è vero che fare la raccolta differenziata o utilizzare materiale biodegradabile, o soprattutto una cosa importantissima che va detta, l'acquisto di quello che noi vendiamo è quasi a chilometro zero. Abbiamo cercato sempre di fare gli acquisti nelle aziende qua vicine. L'economia che noi creiamo attraverso questa festa serve a motore, a volano di economia per tutte le attività che ci circondano. Quindi voglio dire, più virtuosi di così. Più virtuosi di così. Grazie all'assessore Tonizzo, grazie anche al Presidente per l'ospitalità. Guarda che Stella va a ponente, non resta che dire a tutti voi, ringraziarvi per l'ascolto e, come si dice in questi casi, alla prossima.